Allora, rieccoci qua nuovamente. Io voglio ripartire appunto da questi titoli che sono stati riportati nei giornali di martedì, ma poi ci sono, insomma, Renzi chiude la porta ai sindacati, non devo trattare le leggi con loro, li ascoltiamo ma è il Parlamento che decide. E peraltro c'è naturalmente la posizione anche della Camusso, la rabbia della Camusso che dice ministri surreali, gelo all'incontro tra governo e parti sociali, la leader CGIL nessuno era in grado di rispondere. Resta sul tavolo lo sciopero generale. Allora, Ci sono diversi elementi qua che sono interessanti da analizzare. sì, Vediamo un po' insieme. sì, no, perché poi sono state date queste notizie davvero. Da una parte Renzi ha praticamente chiuso, e io, la CGIL, ma in tutto il sindacato si sa benissimo qual è il nostro ruolo, nel senso che nessuno vuole mettersi a far legge al posto del Parlamento, insomma, quindi su questo non c'è, chiudiamo pure il discorso, nel senso che siamo perfettamente d'accordo. Ecco, io la interrompo solo un secondo perché poi la cosa richiede anche un po' di tempo, per Sì. cui tanto dopo le rifaccio la provocazione, resta quella. Mi sembra che siamo riusciti ad avere il collegamento con Franco Lorenzon, segretario della CISL, quindi ne approfittiamo che poi magari nuovamente non riusciamo ad averlo. Pronto? Va bene, buongiorno Lorenzo, Buongiorno, eccomi qua. buongiorno segretario. Volevo chiedere un po' anche a lei qual è stato un po' l'esito di questo incontro che si è svolto tra intersindacale, qual è la vostra posizione alla luce di quello che è emerso proprio in questi giorni, anche ieri con il Premier Renzi. Sì, non c'è alcun dubbio che io non ero presente all'incontro e di conseguenza ho letto i giornali e ho visto che il giudizio che è stato dato dalla mia confederazione è stato più interlocutorio di quello della CGIL. Quello della CGIL è stato un po' tranchant, quello della CISL dice vediamo cosa se scoprono le carte. Eccoci, non c'è alcun dubbio che leggendo quello che ha scritto la Camusso dicendo che la finanziaria era tutta da rifare e che quindi sostanzialmente occorreva reperire le risorse con una nuova patrimoniale, non credo che abbia riscontrato grande udienza da parte del governo. Per quanto ci riguarda ci sono elementi sulla Job Act e ci sono elementi sulla legge di stabilità che vanno bene, alcuni che vanno assolutamente cambiati, altri che vanno Allora, migliorati. quali sono quelli che secondo lei vanno bene, quali invece andrebbero cambiati? Stiamo sulla legge per la stabilità, Di quelli che vanno stabilità. bene sono l'estensione degli 80 euro, il mantenimento degli 80 euro, anche se possiamo come dire, estenderli anche ai pensionati. Il Però discorso ha detto di no sull'IRAP ai è... pensionati, ha detto no ai pensionati, però sembra che siano esclusi i Sì, 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 pensionati. sì, no, si può estendere, è la nostra Ah, richiesta, non c'è alcun dubbio. ok. Secondo, quello dell'IRAP va a favore delle imprese, ma sostanzialmente è nella nostra direzione perché abbiamo sempre detto di ridurre il cuneo fiscale nel lavoro, e quindi quello lì va bene. Poi c'è il ragionamento riguardante il Job Act, dove ha detto che bisogna fare delle operazioni per favorire, anzi sulla legge anche, favorire i contratti a tutele crescenti, no? Soprattutto quelli a tempo indeterminato. Quello va nella direzione che noi auspichiamo. Il discorso degli sgravi per le assunzioni stabili è questo. Poi gli ammortizzatori sociali che ovviamente vanno bene per tutti, anche se lo stanziamento è assolutamente insufficiente. L'estensione della maternità va bene, l'agenzia per l'occupazione per aiutare a trovare lavoro va bene, quindi sotto questo profilo è chiaro che ci sono un'interlocuzione meno complicata della CGIL Ecco. che, prego? No, 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 dica. Che invece purtroppo, a nostro avviso, si è un po' focalizzata sull'articolo 18 che Renzi ha tirato fuori apposta per, secondo me, sapendo benissimo che non c'entra niente col mercato del lavoro, ma c'entra molto per un regolamento dei conti all'interno della sinistra, che è un'altra cosa. Mm. E quindi voi tutto sommato sareste abbastanza d'accordo con quelli che sono i provvedimenti presi da No, l'ho Renzi? detto, Questi- per esempio ce n'è uno su cui siamo drasticamente contrari, è quello sul TFR in busta paga perché Perché? penalizza i fondi pensione. Siamo contrari al fatto che i tagli previsti per le regioni siano ancora tagli lineari e che quindi non vadano. Siamo contrari al fatto che il contratto dei pubblici dipendenti sia stato bloccato ancora una volta.
quindi voglio dire, la valutazione è discretamente articolata, insomma, eccoci. E per quel che riguarda i tagli che sono stati fatti alla previdenza, un po' al sociale, proprio annunciati? No, ma i tagli alla previdenza adesso non so se siano annunciati, ma non ci sono dentro né nel Job Act né nella legge Nel correttivo finanziaria. della finanziaria sembra di sì, che ci siano. Qua si Bisogna parla di che 500 milioni, mi pare. Dobbiamo vedere le carte, però 100 milioni, come dire, tutto sommato... 500, è una cifra rispetto 500. ai 500. Non lo so, vediamo. La cosa che noi diciamo alla CGIL e che abbiamo fatto anche a Treviso assieme, e voglio rimarcare questa cosa qui, che abbiamo fatto assieme, che è molto preferibile magari che qualcuno venga un po' meno a qualche identità forte per collaborare assieme a risolvere i problemi che ancora non sono risolti. Ecco, questo Quale sarebbe cioè, spieghi anche a chi non è addetto ai lavori cosa vuol dire identità forte? Beh, non c'è alcun dubbio che la CGIL, posso fare un esempio un po' ardito, Sì. la CGIL ha lo stesso ruolo che ha la Germania in Europa. È troppo grande per poter essere paragonata agli altri paesi, la Germania, però è troppo piccola per poter imporre la sua egemonia. La CGIL fa la stessa cosa, è troppo grande perché abbiamo visto, fa la manifestazione, ha fatto una cosa estremamente importante per dar voce a un disagio dei lavoratori che noi riteniamo sia assolutamente rispettabile. E però la CGIL da sola rischia di filarsi in un vicolo cieco. C'è un pluralismo sindacale che va rafforzato, perché altrimenti si finisce se non sopravviviamo insieme, rischiamo di scomparire separatamente. Quindi lei dice venire meno a certe linee di principio, l'esempio, non so, l'articolo 18, a certe posizioni rigide, rigoristiche, per far massa critica con la restante parte sindacale? Credo che i problemi che abbiamo di fronte per i lavoratori, la precarietà, la disoccupazione, i sistemi di welfare, meritino la possibilità di vederci uniti, di vederci insieme a far massa critica, altrimenti temo che saremo ininfluenti, qualcuno prenderà una sonora sconfitta e il mondo del lavoro avrà qualche problema in più. Questo penso io. Quindi il messaggio che abbiamo fatto pervenire da Treviso è che è preferibile andare un po' più piano ma andare un po' più distante. Certo. Qualcosa da aggiungere, cioè da dire al segretario che c'è in linea? No, beh, effettivamente la linea che abbiamo sul territorio è quella, nel senso che comunque si cerca di collaborare con gli altri sindacati perché le linee sono quelle e anche in realtà la posizione della CGIL è condivisibile su certi punti che nella Quindi è quale più anche la facile CISL è parlare sul d'accordo. territorio, chiedo anche a lei segretario, è più facile parlare sul territorio che non a livello nazionale a questo punto? Beh, sicuramente c'è una complessità maggiore a livello nazionale e le interferenze con la politica rischiano di inficiare un po' tutto. Nel territorio siamo sicuramente più vicini ai problemi concreti e magari il punto di convergenza è abbastanza più facile. A livello nazionale il rischio, se mi permetto lo dico con molta attenzione, con molto rispetto, il rischio della CGIL è di venire risucchiata in una dinamica politica rispetto alla quale il sindacato rischia di non fare più la sua parte. Questa è la mia osservazione che sto facendo. E seconda cosa, attenzione a una cosa, Renzi si è caratterizzato per essere il rottamatore, quello che vuole cambiare, e su questo ha costruito un grande consenso. Attenzione a non collocare il sindacato solo sul versante di quelli che non vogliono mai cambiare. Anche noi credo che dobbiamo fare qualche sforzo di cambiamento perché il mondo è cambiato, il mondo del lavoro è diverso e quindi avere anche la capacità e l'elasticità insomma di cambiare. Questo è il messaggio che io vorrei dare ai colleghi della CGIL, ai quali ci lega moltissimo l'attenzione al mondo del lavoro, insomma. Perfetto, allora adesso sentiamo anche in realtà anche la CGIL parla sempre di cambiamento, sono anni che parliamo di cambiamento, la realtà è che il cambiamento va fatto nella direzione corretta, perché se il cambiamento viene deciso per andare a sfavorire le persone che sono già svantaggiate oggi, è ovvio che non è un cambiamento proficuo, quindi la CGIL in questa situazione non vuole dire che non è d'accordo. Poi per quanto
riguarda quello che c'è stato, gli argomenti che sono stati portati nella manifestazione non era esclusivamente l'articolo 18, anche perché, se ben ricordiamo, l'articolo 18 gli hanno già messo le mani sopra ed è già stato risistemato completamente con la Fornero, quindi con la riforma della Fornero, quindi in realtà diciamo che l'impatto mediatico delle televisioni è stato sull'articolo 18, ma se poi la gente che era in piazza, gli studenti che erano con noi sapevano benissimo che gli argomenti in quella piazza erano, oltre a un breve passaggio dell'articolo 18, che magari poi lo possiamo anche spiegare meglio ai lavoratori, c'erano degli altri punti che erano molto più importanti. Permettimi Sara, tu sai benissimo che se non ci fosse stato l'articolo 18 sarebbe stato molto probabile che la manifestazione avrebbe avuto altri toni, sarebbe stata fatta unitariamente, perché i motivi ci sono, non c'è con dubbio, no? È quello che ha scatenato fin dall'inizio. Renzi ha messo questo drappo davanti alla CGIL e questa non ha avuto l'accortezza, secondo me con grande rispetto, di dire aspetta un secondo, vediamo di non farci tirare dentro in una trappolone, e questo è quello che io penso, che il trappolone è che alla fine poi colloca il sindacato tra coloro che nell'immaginario collettivo sta dalla parte di quelli che mettono i veti, sempre quelli che dicono di no. Però sono d'accordo con te, dobbiamo migliorare il mondo del lavoro e i posti di lavoro, però se dentro nella finanziaria ci sono una contribuzione di favore per i contratti a tempo indeterminato, noi non possiamo non dire che non va nella direzione giusta. No, ma infatti nessuno dice che ci sono dei punti che vanno nella direzione giusta. Il problema è che nel momento in cui si presentano dei punti bisogna renderli anche sostenibili. Ad oggi la critica più grossa che viene fatta, ma questa penso che sia una cosa che condividi anche te, Franco, insomma, è che ad oggi la sostenibilità di queste propagande che ha fatto Renzi, vediamo la difficoltà sulla sostenibilità economica. Poi in realtà le cose positive ci sono, è giusto che vadano avanti, siamo tutti d'accordo per esempio sul contratto indeterminato a tutele crescenti, cioè nessuno si oppone, anche perché è una proposta che facciamo noi stessi nella piattaforma. Non dobbiamo dimenticare però che il contesto entro cui l'Italia si trova a fare la legge finanziaria e rivedere il mondo del lavoro non è esattamente a noi favorevole, abbiamo un debito pubblico che tutti sappiamo, trovare risorse, come dice la Camusso, su una patrimoniale come dire, può anche solleticare l'attenzione. Io, come dire, non sono pregiudizialmente contrario in assoluto, però provo a pensare come la prendano non solo i cittadini ma anche la popolazione dei lavoratori e dei pensionati quando viene fuori che l'unica soluzione è di mettere ancora nuove tasse. No, non dobbiamo mettere nuove tasse, dobbiamo mettere condizioni per dare nuovo lavoro, capisci? La cosa è complicatina, ecco, quello volevo dire. No, quello sì, però c'è diciamo anche tutta l'altra parte che chiediamo un rientro della visione fiscale, cioè sosteniamo che quello anche lì si possono andare a recuperare soldi e a recuperare risorse. Queste sono le cose che abbiamo sostenuto insieme anche a Treviso quando abbiamo parlato esattamente di queste cose, siamo totalmente d'accordo, insomma. No, però sappiamo anche che però appunto con un debito pubblico, con gli investimenti che se sono andati dall'Italia, con l'Europa che chiede alcune cosette, anche il governo italiano non è che possa fare tutto, deve fare quello che può, e dentro questa cosa qui anche noi dovremo avere un'interlocuzione secondo me più propositiva, ecco, io perché non è lo sciopero generale che risolve i problemi. No, ma il sciopero generale per il momento è una cosa che è stata accennata, che è stata detta, poi in realtà il nazionale farà le valutazioni, adesso a metà novembre si devono trovare col direttivo, fanno le valutazioni, poi è ovvio che fa molto scalpore, e allora magari a livello di impatto mediatico i giornalisti poi riportano questo, in realtà ad oggi lo stiamo valutando. Insomma. Se mi posso permettere, sarebbe bene che discutete queste cose qua con CISL e la UIL, e quindi faremo un'operazione come abbiamo fatto a Treviso, no? Quello sì, la linea di Treviso rimane quella, insomma, indipendentemente dalla linea di Treviso nella discussione, nel rapporto con CISL e UIL. Certo, quello che volevo chiedere, lei parlava del discorso delle tasse, che ci mancherebbe altro, per carità, di una patrimoniale, a meno che non sia sui grandissimi capitali, ma stiamo parlando di
grandissimi, in realtà poi va sempre a parlare. Però hanno tassato i fondi pensione, attenzione, che è una cosa molto grave. Molto no, grave, è gravissima. E se ne è parlato così, due righe, ed è passata in sottosenso. È molto grave questa cosa qui. È gravissimo perché voi sindacato l'avete sostenuti, i fondi pensione, avete anche stimolato. Renzi ha preso una cantonata micidiale. I cittadini l'hanno presa. L'idea che i cittadini siano liberi di mettere i soldi in busta paga o di lasciarli all'azienda o di metterli in fondi pensione è un'assenza di vision assolutamente grave, perché quei soldi li servono per costruire la futura pensione di gente che avranno pensioni basse, e se togliamo anche questo, quando un domani avranno una pensione di 300-400 euro, non è un problema individuale di chi ha fatto le scelte sbagliate, diventa un problema sociale, e se Renzi fa finta di non capire questa cosa qua, prende una cantonata pazzesca. Ma forse è quello che dà l'impressione, guardando con molto distacco dal di fuori e sentendo interlocutori esteri, perché poi è anche bello sentire dall'estero che cosa ne pensano, la netta impressione è che a chi governa, essendo in certe posizioni privilegiate, certe cose non interessino, cioè interessa tappare il buco, far bella figura davanti a Tizio Caio, ottenere posizioni di vantaggio, perché alla fine è questo, e poi un domani si vedrà quel che si vedrà, perché tutti i provvedimenti presi finora non vanno oltre il giorno dopo, cioè non danno prospettiva, non sono di ampio respiro, sono a tappare la falla, però poi in realtà non si toccano le rendite di posizione, non si toccano i privilegi, non si toccano, se non marginalmente o comunque con giri che poi alla fine non vanno a cambiare niente. Questa è una cosa estremamente grave. Su questo sono d'accordo, anche se mi rendo conto che l'alternativa a Renzi oggi è Grillo. Quindi dobbiamo dire anche chiaro e tondo che ci sono problemi di evoluzione del sistema politico estremamente delicato, entro il quale io ritengo che un sindacato che rimane unito forse ha qualche chance in più di modificare anche queste storture che lei giustamente ha messo in evidenza. Certo, allora io la lascio andare, so che ha un impegno, altrimenti sarebbe stato qui con noi. La ringrazio tantissimo per essersi intrattenuto con noi in questa telefonata. Grazie e buona trasmissione. Grazie ancora, ringraziamo appunto il segretario del suo intervento. Prendiamo i punti un po' che sono stati affrontati a questo punto, a questo momento. Sì, no, beh, il TFR sicuramente, come appunto ribadiva anche Franco Lorenzone, è stato un grave errore da parte del governo, nel senso che ha dato l'illusione alle persone di avere più soldi in busta paga, poi di fatto andiamo in realtà a dargli più soldi, che sono soldi comunque del lavoratore. No, ma è una furbata, perché poi, entra nella tassazione normale, ma infatti, e quindi ottieni più soldi. Ma infatti la cosa che a me, quando mi è capitato che qualche amico, ovviamente sapendomi nel sindacato, mi fa qualche domanda e facevamo il ragionamento, effettivamente ti dà l'illusione di avere qualche soldo in più, ma io vado a pagargli le tasse, quindi certo, forse la mira che ha il governo è esclusivamente prendere questi soldi prima di quando dovrebbero. Ecco. Come l'altra cosa le chiedo un po' a lei, visto che è del sindacato, anche lì l'abbocco, si parlava prima di abbocco o non abbocco, eccetera. Certo che avere il sindacato a livello unitario, CGIL, CISL, UIL e non solo il sindacato, a questo punto un'adesione importante di cittadini, non tanto uno sciopero generale, continuo a dire io, perché sciopero vuol dire prendere una posizione anche nei confronti del datore di lavoro in questo momento. In realtà non è che c'entri tanto il datore di lavoro quanto che è quello che sta chiedendo anche provvedimenti, ma quanto il governo, per cui la manifestazione rientra più un po' nelle linee generali. Però l'abbocco potrebbe essere, che in cui è caduta la CGIL, quello di essere adescata dall'articolo 18, che diventa veramente uno specchietto per la lodole, perché lo sappiamo che nel nostro paese ben poche sono le situazioni in cui è entrato in azione, eccetera, poi nel nord-est in modo particolare ce ne sono pochissime di aziende, e quindi prendere una manifestazione che lottava su questo aspetto, però è andata solo la CGIL, quindi CISL, UIL e tante altre parti coinvolte sociali che avrebbero potuto muoversi contro provvedimenti significativi per le tasche dei cittadini, non si sono mosse. Quindi anche voi forse siete caduti nell'amo del divide et impera, no? Allora sì, sicuramente questo è l'approccio che vuole fare il governo per dividere, e qui siamo tutti uno trova una cosa su cui uno sa che però poi in realtà la manifestazione della CGIL non mirava a quello, mirava esclusivamente a dare un segnale che esiste 1 milione di persone, che sono quelle che abbiamo portato in piazza, che non sono tanto d'accordo su questa forma di cambiamento che sta facendo. Sì, però quello che dà l'idea è che siano questi schierati qua. Ne parliamo tra poco, sì, tra poco pubblicità. Va bene.